Le mie parole sono Forse molti mi conosceranno in questa veste, quella di giornalista dei TG e quella di conduttrice di programmi come Gollum, 1825 Online, Radio Blu. Eppure Micaela Faggiani è, al di là della sua professione che ama e rispetta, una ragazza di 30 anni, sposata da 2 anni, laureata in filosofia, ora in attesa di un bel bimbetto che nascerà, questa almeno la data prevista, per la fine di dicembre. Un nome, questo piccolo, che cresce di giorno in giorno nella pancia, c'è già. Sarà Lorenzo, un nome che ho sempre amato da quando ero più giovane e che ho condiviso con mio marito al momento della scelta dei nomi. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a capire cosa significa scoprire di attendere un bimbo e prepararsi all'evento. E viste le mie attuali condizioni, vi accompagnerò nella scoperta di questo affascinante mondo e periodo della vita, con tutti i pro e i contro. le pronunciate sono note stonate sul foglio capi. Il mese di marzo-aprile passano tra edizioni speciali del telegiornale, trasmissioni in diretta non stop e un lavoro di redazione frenetico senza sosta. È morto Papa Giovanni Paolo II e stiamo tutti lavorando alacremente per ricordarlo degnamente e per salutare l'ingresso del nuovo Papa. I più dicono che quando si è stanchi e stressati difficilmente si possa concepire un bimbetto. Eppure ancora una volta devo smentire l'opinione comune, perché è proprio in questo periodo che Lorenzo viene concepito. Lo scopro qualche mese più tardi, quasi per sbaglio. Le mie parole son capriole, palle di neve al sole. Che cosa significa che scopri di essere incinta quasi per caso? Non è stata una decisione ponderata? Beh sì, ovviamente io e mio marito avevamo deciso prima o poi di avere un bambino, meglio ci sentivamo pronti per avere un bambino. Magari non così presto, non ci aspettavamo che arrivasse così presto il concepimento. Eppure succede che comincio a sentirmi stanca, comincio ad avere molto sonno durante la giornata, comincio ad avere un po' di nausea soprattutto alla mattina e vedo qualche modificazione naturalmente al mio ciclo biologico. Così vado in farmacia, vado a comprare il famoso test di gravidanza e una linea rosea mi attesta che sono incinta e che quindi aspetto un bambino. Naturalmente la gioia è tantissima sia da parte mia che da parte di mio marito, non abbiamo quasi parole, forse non sappiamo neanche noi che cosa sta succedendo, parole che però aspettiamo di spendere per annunciare la cosa soprattutto ai nostri relativi genitori, soprattutto perché sono i primi 3 mesi quelli più a rischio di aborto, per cui un po' per scaramanzia stiamo zitti e aspettiamo prima di dare la grande notizia. Dopo i tuoi genitori e i tuoi suoceri, i parenti, a cui l'hai annunciato ed è stato facile, penso per esempio ai tuoi colleghi e ai tuoi capi? Effettivamente questo è stato lo scoglio più difficile perché al lavoro io ci tengo, mi piace molto, però questo, diventare mamma, prepararsi a diventare mamma, significa modificare un po' di abitudini anche dal punto di vista lavorativo e poi, guardando al futuro, prendersi una pausa di almeno 5 mesi, così dice la legge, quindi bisognava considerare tutto, anche il fatto naturalmente di comunicarlo ai colleghi e ai capi. Una volta il congedo di maternità si chiamava astensione obbligatoria per maternità. È sempre un'astensione obbligatoria nel senso che la mamma può rimanere a casa 5 mesi in tutto e precisamente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo del parto. La novità rilevante è che finalmente si tiene conto per il conteggio della maternità non più la data effettiva del parto ma la data presunta del parto. Allora la donna durante il 7° mese di gravidanza deve presentarsi qui all'INPS oppure può avvalersi anche dei CAF per la presentazione della domanda del congedo di maternità. In che cosa consiste quella domanda? In un modulo che si può anche scaricare dal sito internet, il nostro sito è www.imps.it e la domanda deve essere compilata dalla mamma con i suoi dati anagrafici, con le notizie relative al datore di lavoro e alla sua attività lavorativa e poi c'è la sezione C che è sulla seconda pagina del modulo che deve essere compilato dal ginecologo della ASL o dell'azienda ospedaliera che dovrà certificare appunto la data presunta del parto. Per quanto riguarda invece quella che veniva chiamata maternità facoltativa? Allora, la maternità facoltativa deve essere presentata al termine del congedo di maternità, generalmente 15 giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo parentale. La domanda va sempre presentata all'INPS e una copia però andrà anche presentata al datore di lavoro. Ora, durante il congedo di maternità la donna avrà una retribuzione che è pari all'80% della retribuzione, quindi questo per tutti e 5 mesi del congedo di maternità. Per quanto riguarda invece il congedo parentale, la retribuzione sarà pari al 30%
30% della retribuzione nel caso in cui si fruisca del congedo parentale fino ai 3 anni di età. Se invece la mamma o il papà intendono fruire del congedo parentale fino a 8 anni di età, quindi da 4 a 8 anni, purtroppo non vi è retribuzione, però c'è la possibilità di stare accanto al figlio, insomma. Tornando alle mie sensazioni, ovviamente devo dire che nonostante tutto sono fortunata perché un contratto di lavoro a tempo indeterminato ce l'ho, però comunque scatta quella molla, quella paura di essere tagliata fuori dal mondo lavorativo, comunque di uscire per un certo periodo di tempo e di rientrare, di far fatica magari a rientrare o di perdere delle occasioni. E poi c'è da considerare che comunque ci sarà un esserino molto piccolo che sarà dipendente in tutto e per tutto da me, quindi dovrò ovviamente modificare anche le mie giornate, le mie abitudini, dovrò pensare per esempio che quando ritornerò al lavoro dovrò sistemare il bimbo da qualche parte, che sia la babysitter, che sia la nonna, che sia l'asilo nido, quindi ci sono determinate altre cose da considerare. Bene, entriamo più nella sfera intima e personale. Com'è cambiata la tua vita da quando hai scoperto di aspettare un bambino?